Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13. Oggi siamo in Veste e Salute con l'ULSS 5 Polesana e abbiamo come sempre il piacere di avere in studio con noi Edgardo Contato, direttore sanitario dell'ULSS 5 Polesana. Ben trovato, perché lei ogni tanto viene a trovarci. Sì, ogni tanto andiamo ad approfondire alcune cose, fare un po' il punto della situazione e dare, se possibile, anche qualche informazione alla gente. E portarci anche delle novità. Sì, oggi qualcosa sì, insomma. E poi abbiamo il piacere di avere in studio con noi Gianluca Casoni, direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia dell'ULSS 5 Polesana. Benvenuto anche a lei, buongiorno direttore. A tutti. Buongiorno. Siete due direttori. Allora, 049 4906 054. Questo numero oggi lo potete usare quanto e come volete, perché avete due medici a disposizione. Parliamo delle malattie respiratorie, delle patologie, quindi se soffrite di tosse, bronchite, asma, avete avuto una broncopolmonite o siete preoccupati, potete porre un sacco di domande, un sacco di quesiti, perché purtroppo, come sappiamo, poi questi sono i mesi dell'anno nelle quali ci si ammala un po' di più, è pneumologo, ma anche l'otorrinolaringoiatra, dove potete darvi la mano tranquillamente, certo. Non si annoia mai nessuno. Allora, le malattie respiratorie, insomma, facciamo un po' di calcoli tra chi ha l'asma, chi soffre di altre forme, insomma, colpiscono mediamente tra i 10 e i 15 milioni di italiani. Quindi un italiano su 10, ad esempio, soffre di tosse cronica. 6 milioni di italiani hanno la broncopneumopatia cronica, 3 milioni, quindi 2 milioni e mezzo, 3 milioni hanno l'asma bronchiale, 300.000 un'asma grave e 15 italiani su 100 soffrono di malattie respiratorie. Non vi dico poi quante persone pensate soffrono anche di tosse, perché c'è il problema della tosse persistente che insomma sembra colpire alcuni italiani, o almeno 1 su 5 tutto l'anno. C'è tanto da lavorare, direttore Contato, perché non sembra, però queste patologie sono in aumento, anche perché, signori, non abbiamo avuto nemmeno un inverno, perché il clima è cambiato e quindi anche questo, l'incidenza dell'inquinamento del clima, fa aumentare queste patologie. I polmoni sono un organo che è a stretto contatto con l'ambiente, è costantemente irrorata dall'aria che respiriamo e quindi si fa presto a legare l'ambiente alla situazione di benessere di una persona. In questo periodo stiamo vivendo le varie valutazioni rispetto all'impatto che l'inquinamento ha sulle nostre città, sui nostri ambienti di vita e naturalmente l'organo più esposto a questi cambiamenti climatici, ma anche a questi inquinamenti atmosferici, è appunto il polmone. Perciò è una patologia importante, quella che coglie l'individuo attraverso i polmoni, ed è una patologia diffusa proprio perché tutti noi filtriamo litri e litri di aria attraverso il nostro apparato respiratorio. Seguire le malattie di questo ambito è un qualche cosa che deve anche qui rimanere a contatto con i tempi, perché cambiano le condizioni, cambiano le tipologie delle patologie. Una volta chi soffriva di polmoni era la tubercolosi, oggi ci sono altre patologie, non adulte, in ultima quelle portate da virus. Sì, qua abbiamo visto, polmonite interstiziale, come stiamo imparando a conoscerla per giorno. E quindi questo è un settore che è altamente esposto ai cambiamenti dell'ambiente e quindi deve riuscire a rimanere in contatto con la tecnologia e con l'innovazione in maniera assolutamente, diciamo, è una priorità. Riuscire ad applicare l'innovazione e avere rapporti costanti con centri d'avanguardia, qui noi dobbiamo farlo assolutamente. Quindi... E poi tra l'altro, come dicevamo direttore, il problema qual è? Che oltre al mutamento climatico mi sembra che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia comunque negli anni lanciato l'allarme che questi virus, queste patologie respiratorie
colpiranno sempre maggiormente un'ampia fetta di popolazione, perché i virus non si fermano, l'umanità non si ferma, la vita in comunità, la globalizzazione. La globalizzazione, ma l'impatto di nuovi prodotti nell'ambiente, questo implica un'attenzione particolare, proprio perché i polmoni, l'apparato respiratorio sono, diciamo, un tramite diretto tra il nostro ambiente di vita e il nostro organismo, e quindi lì tutto quello che c'è nell'ambiente e di nuovo entra nell'ambiente entra direttamente nel nostro organismo. Questi grandi filtri che ci fanno vivere, perché lo scambio di ossigeno che ci porta all'esistenza avviene lì, però in questi enormi volumi di aria che circolano anche enormi quantità di altre sostanze, e più l'ambiente e più quello che circonda è compromesso, o ci sono delle situazioni di instabilità, anche il caldo e il freddo, certo. Gli eccessi di temperatura stessa possono dare dei problemi. Ecco, quindi ci espone naturalmente questa situazione di enorme e ampia interfaccia con l'ambiente, ci espone a una quantità di rischi notevole. Perché oltre a tutte le polveri sottili, poi le fibre, poi c'è anche la componente lavorativa, dipende anche che lavoro fa una persona, non è da sottovalutare. Allora possiamo fare un elenco: bronchite, broncopolmonite, polmonite, abbiamo sentito la tubercolosi, la pleurite, che comunque anche questa mi sembra che negli ultimi tempi non dia faccia dormire insomma tranquillamente, certo. Lo pneumologo, l'enfisema, insufficienza respiratoria, l'ostruzione nasale dei corpi estranei, anche il tumore del polmone, e non ultime altre patologie. Abbiamo già detto in apertura l'asma, quindi se volete telefonare 049 4906 054 con i nostri esperti possiamo insomma insieme magari sentire la vostra necessità. Senta direttore, intanto mi fa piacere perché finalmente possiamo dire lo pneumologo. Assolutamente. L'italiano è sempre un po'... È la dicitura corretta. È la dicitura corretta, come lo pneumatico, anche lo pneumologo ci sta. E cosa fa lei? Chi è? Cosa allora, fa? Ha fatto benissimo, gli affari suoi. No, ha fatto benissimo a citare anche l'enorme lavoro che ha da fare lo pneumologo, perché le patologie sono sempre di più, però dobbiamo dire che dal punto di vista storico noi eravamo un po' un medico di nicchia, perché agli albori lo pneumologo trattava una malattia, l'unica malattia, che era la tubercolosi. Infatti se ci pensate, lo pneumologo non nasce nei policlinici, dove c'erano la medicina interna, le altre specialità, ma in verità nasce un po' in periferia, in montagna, in campagna, perché trattava una patologia molto contagiosa e poco trattabile, che era la tubercolosi. Ma questa è anche la fortuna dello pneumologo, perché ha permesso a questa specialità di nutrirsi, diciamo, di una cultura che è cavaliere tra la chirurgia, perché lo pneumologo fa le broncoscopie, fa le toracoscopie, ma anche una cultura che è dal punto di vista radiologico. Come non pensare a tutte le schermografie che faceva lo pneumologo all'interno del sanatorio? Quindi capite come questa cultura non è solamente internistica, ma è radiologica, ma anche anatomopatologica, perché uno dei primi atlanti radiologici e anatomopatologici fu scritto dal professor Zorini, che era un pneumologo che lavorava nei sanatori, quindi ha dovuto per forza, lavorando isolato, acquisire delle competenze che erano per forza necessarie per il trattamento di questa patologia, cosa che non era invece negli ospedali generali o nei policlinici, dove invece c'erano tutte le specialità che potevano aiutarti nello gestire queste patologie. Adesso sicuramente l'ampio spettro di patologie che noi stiamo seguendo presuppone una ultra specialità da parte della pneumologia, perché, come ha detto correttamente, le patologie sono tante e soprattutto colpiscono milioni di persone. Sì. Pensiamo alla broncopneumopatia cronico-ostruttiva. Abbiamo detto 6 milioni di persone in Italia, non ve le stiamo neanche a dire nel mondo, in Europa, perché è esponenziale. È esponenziale, ma soprattutto quest'anno, dalle linee GOLD, che sono un po' le raccomandazioni internazionali per la gestione di questa malattia, rappresenterà nel mondo la terza causa di malattia e di morte. Quindi voi capite che i numeri sono estremamente elevati, e quindi anche tutti gli incentivi e la programmazione sanitaria dovrà tener conto per forza anche di questi numeri, che sono importantissimi.
Sì, sono numeri molto importanti, voi capite, quindi l'importanza anche di avere poi dei centri, delle persone soprattutto specializzate in grado poi di soddisfare queste che sono necessità emergenti. Senta, ma io le faccio una domanda perché è molto importante. Allora, com'è che ci si riempie, scusatemi che anche chi sta mangiando, ci si riempie sempre di catarro a un certo punto, passa l'estate, si è stati anche benino, a un certo punto, me lo dice dopo la telefonata, il grande mistero di questa secrezione che non ci dà scampo finché non arriva forse primavera o maggio. Allora me lo dice dopo la telefonata. Pronto, buongiorno, buon venerdì. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno signora Giusy. Volevo dire una cosa, queste carrozzine a livello dei scarichi di automezzi non dovrebbero più produrli? E quelli che ci sono, o tanti o pochi, sono sempre girati verso l'incontrario, verso il sole, che le mamme non li vedono neanche. Le mamme non li vedono e loro assorbono tutto quello che esce dai scarichi perché sono anche troppo basse. Non capisco il perché. Devono insomma costruirli più alti e tirati verso le mamme che almeno vedi, non so, ma se sono scoperti, se perdono una scarpa, un calzetto, perché se hanno un rigurgito, qualcosa, ma perché li fanno tutti a rovescio? E tutti a base degli scarichi. Ha ragione. Ti ringrazio. Grazie, allora grazie signora Giussi, perché poi giustamente più sei piccolo, più vieni esposto ad un ambiente nefasto, più puoi avere ovviamente forse nella vita tua futura delle purtroppo predisposizioni. Allora signora Giussi, le dico anche che ci sono tante case che producono il passeggino che te lo giri guardando te o guardando la sala, poi in sala è molto più alto, dipende poi cosa uno desidera comprare. Allora, poi le faccio dare una risposta alla signora Giussi sul rischio che si corre a portare i bambini insomma in città molto inquinate, purtroppo noi viviamo in pianura padana. Allora, questo catarro, com'è che fa capolino a ottobre, ce ne liberiamo se siamo fortunati a marzo? Cosa ci succede? La domanda è correlabile anche con quello che chiedeva la spettatrice, però sicuramente nelle stagioni autunnali e invernali sicuramente aumenta la percentuale di antigeni o comunque di agenti virali o batterici che possono essere causa non di malattia conclamata, ma possono essere causa di irritazione delle vie aeree, perché questi virus o batteri hanno la caratteristica di andare a alterare e irritare l'epitelio bronchiale. Quindi quando un antigene o un virus o un batterio comincia a irritare l'epitelio bronchiale, ovviamente l'organismo per proteggersi produce delle secrezioni che causano quindi tosse come riflesso. E normalmente questo è aumentato quando l'ambiente in cui si vive è pieno di polveri sottili o inquinanti come ad esempio l'ossido di azoto o l'ossido di zolfo, che sono ad esempio dei derivati dagli scarichi delle autovetture o dal diesel, e che quindi potenziano l'effetto di un'eventuale virosi anche di poco conto però delle vie aeree. Quindi insomma gli fa la cassa di risonanza e quindi non smettiamo, perché fate finta che i polmoni siano ricoperti di ciglia e a un certo punto queste ciglia, a un certo punto noi sbattiamo le ciglia, questi cominciano insomma a produrre questa secrezione perché dicono meno così proteggiamo, è correttissimo. Ma io devo andare in pubblicità, portate pazienza. 049 4906 054, se avete delle domande abbiamo pneumologo, abbiamo un direttore sanitario, siamo a disposizione, parliamo delle patologie respiratorie, di tutte quelle malattie che ci fanno venire la tosse, il catarro, che ci fanno ammalare, non ci fanno star bene. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta 049 4906 054, siamo qui con lo pneumologo, il direttore dell'unità operativa complessi di pneumologia dell'US 5 Polesana Gianluca Casoni e con il direttore sanitario dell'US 5 Edgardo Contato. Avete problemi, patologie respiratorie, vi ammalate spesso, avete spesso la bronchite, volete porre delle domande su qualunque patologia respiratoria, siamo a disposizione. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono la signora Danila e abito vicino a Conegliano. Io sono stata ricoverata in pneumologia a Vittorio, delle persone, dei dottori, un primario squisissimo. Io volevo chiedere una cosa, così la curiosità mia personale, può essere che dagli effetti collaterali della pastiglia della pressione
può causare, gli effetti collaterali può causare del catarro? Beh, allora signora scusi, facciamo in modo che il nostro pneumologo possa chiederle qualcosa, che non ci dica la marca, ma ci dica magari il dosaggio, il principio attivo. farmacologico, se si ricorda. O se no dica la marca, faccia così, perché se no... Dico la marca che così faccia prima, dai, insomma, non dunque, ecco, siccome che ho 70 anni, ho sempre lavorato sul legno e sulle polveri, per carità, sono in pensione, non c'è nessun problema. Però il discorso è questo, che io prendo alla mattina i Ramipril 5 e alla sera prendo il Norvasc. Ecco, e non solo io, ma altre persone, signore così un po' attente e che stiamo attenti ai dettagli, hanno detto, e dopo ho parlato anch'io col primario della pneumologia di Vittorio, dove sono stata curata egregiamente e tanto di cappello. Dunque così avevo chiesto sto quesito, se era possibile che la pastiglia della pressione incidesse con gli effetti collaterali sul catarro. Mi può chiarire un po' sta cosa, perché non ho chiesto... Allora, signora Danila, io le faccio dare una risposta per quanto possibile al dottor Casoni, perché anche queste sono domande, capisce? L'interazione tra un farmaco per la pressione e una possibile secrezione, vabbè che poi uno legge il bugiardino e dice provoca perfino la morte, perché non sai più cosa fanno questi farmaci. Questa signora ha notato questo, ma anche delle sue amiche. Certo. In effetti esistono poi delle interazioni individuali ad ogni farmaco, quindi sicuramente i farmaci possono dare sicuramente vari aspetti di tipo di complicanze o effetti indesiderati. Sicuramente alcune categorie di farmaci antiipertensivi, ad esempio gli ACE inibitori, sono prevalentemente causa anche di tosse o di aumento delle secrezioni. Quindi, da quello che ho capito, mi sembra che uno dei farmaci che fa lei alla mattina potrebbe essere una di queste categorie e forse questo potrebbe essere la causa di tosse o comunque incremento dell'espettorato. La prova è sospenderlo per un certo periodo e vedere se passa la tosse. Ovviamente mettendo un farmaco sostituto per controllare comunque anche i valori di pressione. Perché la modalità con la quale l'eccipiente viene sistemato e mescolato cambia con un farmaco sostitutivo e non essendo magari quella cosa lì... Sì, ma soprattutto per controllare la pressione, che è una patologia molto importante, quindi prevedendo un controllo adeguato della pressione sanguigna si può fare la prova di sospendere il farmaco, l'ACE inibitore, per vedere se la sintomatologia respiratoria e bronchiale si risolve. Però lo faccia chiedendo al suo medico di base, questo è molto importante. 049 49 06 054, se avete delle domande, come ha fatto la signora, soffrite di tosse, avete avuto delle complicazioni, dei problemi, soffrite di asma, ma insomma anche le allergie vi riguardano spesso, non è una cosa da sottovalutare. E c'è una cosa che volevo chiederle, direttore Contato. È chiaro che si vuole offrire una sanità d'eccellenza, fa piacere sentire che questa cosa sia diffusa in tutta la regione, ma c'è anche il problema di fare attenzione anche a contenere certi costi per quelle che possono essere la spesa sui farmaci, anche per le visite inutili, e questa è una cosa importante. All'ultimo congresso hanno discusso molto di questa tosse che allarma tutti, da che hai un bambino piccolo a che hai 2000 anni, perché insomma non è il problema dell'età. 5 milioni di visite all'anno secondo le ultime ricerche, la tosse persistente ha un'incidenza del 10%, c'è il problema dell'enorme spesa che fa di tasca sua, con una media di circa di 25-30 euro per volta che si reca in farmacia, su questi mucolitici, su questi farmaci da banco. Me lo dice, ci faccia una meditazione, me lo dice dopo la telefonata. Pronto? Buongiorno. Sì, pronto? Prego, buongiorno signora. Parlo col 13? Sì, noi siamo sul canale 13 del Digitale Terrestre, siamo ore 13 anche. Perché non vedo la signora? Buongiorno. Buongiorno signora, eccoci. Sì, vorrei parlare con il medico. Eccolo qui, il direttore Casoni. Buongiorno dottore. Buongiorno signora, buongiorno. Senta una cosa dottore. Dica. Io ho un problema che ho una sinusite. Sì. Però è un periodo che ho sempre, ieri avevo dei dolori alla testa fortissimi, in più mi ha preso l'orecchio. Certo.
Non posso prendere antibiotici, sono allergica, prendo il cortisone e sono allergica. Non so più come fare, è un pezzo che io vado avanti così. Mamma mia. E anche la tosse conseguente, delle volte mi fa anche i polmoni, sento un po' di dolorino, non so io. Ma scusi signora, quanti anni ha? Io ho 72 anni. Ed è allergica, proprio allergica a tutti questi farmaci, quindi cortisone e antibiotici, a tutti? Come? È allergica a tutti gli antibiotici in generale Sì, o alla l'altra volta penicillina? ho fatto l'antibiotico e non ero allergica, un'altra volta ho fatto l'antibiotico e ero allergica. Allora le faccio dare una risposta, signora, vuole chiedere qualcosa? No, nel senso che Va più o bene. meno il quadro mi sembra chiaro. Beh, signora, sicuramente dai sintomi potrebbe essere quello di una sinusite cronica che tende a ricutizzarsi e spiega anche il fatto per cui lei ha spesso la tosse. La sinusite cronica, come le patologie delle prime vie aeree, sono una fonte importante di tosse cronica. È ovvio che per valutare il quadro attivo di infiammazione attiva a livello dei seni paranasali sarebbe utile comunque fare un TAC del massiccio facciale, perché ci permette di vedere quali seni sono obliterati da materiale. Quali sono pieni di secrezione? Ecco. Perché a questo punto si può fare una terapia combinata attraverso l'ottorino oppure dal punto di vista anche pneumologico, perché sicuramente esistono delle soluzioni che non siano solamente i corticosteroidi o gli antibiotici, che possono aiutare a ripulire le vie nasali e i seni e quindi riducendo sia la sintomatologia dolorosa a livello del capo, ma anche la tosse o il reflusso acido. Allora, avete capito quindi poi qual è il fatto? Adesso io lo dico perché devo prendere un'altra telefonata e lei continua a meditare. Io medito. Che avete capito quanto è importante avere anche l'equipe multidisciplinare, cioè non è il medico che parla da solo con se stesso, lo pneumologo, ma si mette in relazione col gastroenterologo, si può mettere in relazione con l'otorino e ringoiatra, altrimenti non se ne esce fuori se tu guardi solo il tuo. Pronto, buongiorno. Buongiorno Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Buongiorno anche ai suoi ospiti. Buongiorno. Io niente, volevo chiedere per mio marito. Prima prendeva il bisopralolo fumorato. Praticamente siamo andati alla visita cardiologica, le hanno cambiato medicinale, le hanno dato con l'aggiunta dell'idro da 10 milligrammi più 6,25 di idro. Volevo chiedere, quando ho cominciato a prendere queste pastiglie, tanta tosse e espettorava tanto. Dopo è passata un po', però le è rimasto che quando cominciava a tossire non finiva più. Ma senza... Io ho provato a telefonare alla dottoressa personale, diciamo, medico condotto, e ha detto che può essere. Adesso ha ridimensionato, prende quello che prendeva prima, un giorno, ne salta 2 dell'altro e adesso mi sembra che stia un po' meglio, ha 77 anni. Vorrei una risposta, grazie. Arrivederci. Scusi signora Nadia, ha bisogno di qualche informazione, dottore? Soffre di patologie respiratorie croniche, signora, o l'asma o la BPCO? Ah, messo giù. Vabbè, allora si è fatto un'idea comunque, Sì. Poi bisogna anche ricordare che una volta che si è avviato un processo di infiammazione, cioè magari 3 mesi prima che la tosse finisca il suo ciclo Sì. di... E poi comunque, ripeto, ci possono essere delle reazioni individuali al farmaco che è difficile appurare come casistica, nel senso che è molto probabile che sia anche una reazione iatrogena, cioè al farmaco. Il fatto ci sta perché riducendo la posologia del farmaco è migliorata anche la sintomatologia. È ovvio che il signore fa un beta bloccante. Il beta bloccante in pazienti che soffrono di patologie croniche respiratorie qualche volta possono peggiorare ad esempio un quadro di asma o di BPCO, però è anche vero, come dicevo prima, che gli ACE inibitori possono causare di per sé la tosse, quindi è sempre una valutazione complessiva del quadro, che non è solamente l'assumere una compressa, ma è vedere se il paziente ha altre malattie oltre a quella della pressione alta o di cuore. Sì, quindi capito signora, già lei da sola aveva notato questo miglioramento, quindi ecco. Allora ha meditato su questo fatto che siamo degli spendaccioni perché disperati, le madri disperate, gli adulti disperati, le mogli, i mariti, perché chi ti tossisce nel letto di notte non ti fa dormire, tu vai in farmacia con gli occhiai e compri di tutto.
è un problema. La farmacia è un punto importante nella Certo. rete dei servizi sanitari regionali e nazionali, però chi è il mediatore principale della salute a livello territoriale è il medico di medicina generale. Quindi anche per controllare la spesa e fare in modo che il cittadino investa bene i suoi soldi, il rapporto con il medico di medicina generale è assolutamente importante e prioritario, anche in queste situazioni. Noi nella nostra USLA, con un rapporto stretto, costruttivo con i medici di medicina generale, abbiamo fatto un lavoro molto importante e va dato merito a questi colleghi proprio sulla spesa farmaceutica. La nostra USL a livello regionale era una delle USL meno virtuose, però senza togliere nulla ai cittadini, lavorando semplicemente sull'appropriatezza dei percorsi terapeutici e all'uso corretto di questi potentissimi strumenti che sono i farmaci, che come si diceva fanno bene, ma possono anche avere tante altre controindicazioni e quindi vanno bilanciate con molta attenzione, e questo ruolo di, di bilanciamento, di corretto rapporto tra malattia e farmaco, che comunque è una sostanza esterna, estranea. I primi farmacisti lo consideravano dei veleni. Viene dal greco il nome, vuol dire veleno, esatto, di per sé. Quindi deve essere qualcuno che le cose le sa bilanciare con correttezza, con scienza e coscienza, e anche quando c'è la tosse la prima cosa da fare non è rivolgersi al proprio medico, il quale sa correttamente, almeno per quanto concerne i medici della provincia di Rovigo, e questo l'hanno dimostrato con i fatti, sanno combinare perfettamente quello che è il bene salute con l'economia. Ecco qua, allora adesso noi andiamo in pubblicità, se avete delle domande siamo a disposizione, a dopo. Conviene! Eccoci qui, siamo rientrati con la diretta 049 4906 054, se avete delle domande siamo a disposizione e i colleghi della regia mi dicono che ce ne sono. Pronto, buongiorno? Buongiorno. Prego, un finalmente un uomo ogni tanto, ecco. Ci dica. Sono a Torino. Prego. Io volevo chiedere al dottore come mai le apnei che dovrebbero venire solo di notte mi vengono anche di giorno a volte, con perdita di sensi. Ok, buongiorno. Buongiorno. Quanti anni Buongiorno. ha, scusi? Quanti anni ha? Così per... 60 anni, 69. 59. Ok. È già 5 anni che sono seguito dai pneumologi, però non riescono a venire fuori. Da quello che mi dice potrebbe essere una sindrome che si chiama OSAS, sindrome dell'apnea notturna, ma in questo caso danno dei sintomi anche diurni. Molto spesso questa è una sindrome che può essere correlata nell'80-90% dei casi anche con una conformazione delle prime vie aeree. Ad esempio, se il paziente fosse aumentato di peso, ad esempio, questo è un fattore che può facilitare questa sindrome, perché in certe posizioni causa una chiusura delle vie aeree. E soprattutto quando il paziente ha molte apnee durante la notte, e quindi che la sindrome può essere importante, durante il giorno può avere dei sintomi anche importanti, che sono la sonnolenza, cefalea, stanchezza. Quindi questo significa che è una sindrome non ben controllata e in cui c'è bisogno di fare ulteriori accertamenti, tra cui una polisonografia, per valutare... Ho fatto il ricovero che non è molto. Ecco, però ci sarebbe da valutare se è indicata una terapia ventilatoria non invasiva, tipo una CPAP, che aiuta a tenere aperte le vie aeree, e questo sicuramente comporta poi un miglioramento anche dei sintomi diurni. Oppure anche un bite alle volte. Qualche volta anche il bite. La prima terapia, se il paziente è aumentato di peso, è dimagrire intanto, che è la prima cosa da seguire. Poi sicuramente ci sono tutte queste strategie che vi ho detto che possono essere certamente utili. Allora, telespettatori, noi speriamo di averle dato una risposta, ha capito, intanto comunque consulti sempre il medico di medicina generale, insomma il medico di base, che magari lo tenga informato e poi si rechi dallo specialista giusto una volta che ha eseguito, dallo pneumologo. 049 4906 054, tra l'altro lei ha citato questa
queste apnee notturne che sono anche pericolose per il sistema cardiocircolatorio nel tempo e voi capite, come si diceva prima, l'importanza di lavorare anche in equipe con altri medici, altri professionisti. Nell'ultimo congresso, oltre alla questione della tosse che è stata evidenziata e che ha colpito anche me durante la pubblicità, c'è il problema della fibrosi polmonare. Che cos'è? Allora, questa è una malattia sicuramente emergente, è definita ancora una malattia rara, ma in verità la fibrosi polmonare idiopatica è una malattia interstiziale. Fibrotica perché provoca una cicatrice sul polmone e voi capite che quando abbiamo una cicatrice su un alveolo gli scambi gassosi vengono alterati. Il problema di questa malattia, che è diffusa ad entrambi i polmoni, è che tende a progredire, quindi tanta più cicatrice si forma sul polmone, tanto più gli scambi vengono alterati. Abbiamo anche una diapositiva che ci permette probabilmente di vedere meglio le caratteristiche la risonanza? Sì, ad un attacco ad alta risoluzione. Vedete che quando si forma questa cicatrice, nell'immagine in basso dove ci sono le freccette, il polmone prende proprio l'aspetto ad alveare, che è una caratteristica tipica di questa malattia, e in questa sede del polmone gli scambi vengono alterati. Ovviamente finché la zona è limitata a una zona del polmone la sintomatologia può essere appunto limitata. Quando diventa completamente su entrambi i polmoni ovviamente si va contro l'insufficienza respiratoria. Calcolate che in questa malattia, se non trattata, va avanti in 3-5 anni verso l'insufficienza respiratoria, ossia il paziente deve mettere l'ossigenoterapia. Fortunatamente dal 2014 ci sono due terapie. Non ci sono terapie chirurgiche che si possono affrontare in questo caso? Fino all'era pre-terapia l'unica terapia era il trapianto polmonare, l'unica. Il problema è che gli organi sono pochi e quindi dal 2014 sono entrate in modo standardizzato delle terapie mediche a base di pirfenidone e di nintedanib che hanno dimostrato sia una riduzione della progressione della malattia e il miglioramento dei sintomi. Quindi sicuramente abbiamo una strategia terapeutica molto importante per questa malattia. Come trovarla? Beh, essenzialmente è una malattia che colpisce prevalentemente i fumatori e ha un esordio clinico che è cronico. È difficile che questa malattia esordisca acutamente, come può essere una giorno dopo giorno si fa mesi dopo mesi, una difficoltà durante il cammino. Diciamo, quanto ci vuole da che una persona inizi a... Cioè, quando è che è conclamata? Cioè uno dice ce l'ho, quanto tempo è trascorso? 10 anni, 15 anni, no, 5 di anni? solito una dispnea, cioè una fatica a respirare che dura da più di 6-8 mesi, in un paziente che ha fumato, senza altre apparenti cause, sicuramente deve far pensare anche a questa ipotesi. Ovviamente ci sono tante altre malattie respiratorie che possono causare dispnea, però sicuramente in un paziente che è sui 60 anni, fumatore o che ha lavorato in un ambiente polveroso, sicuramente deve portare a pensare. Come diceva prima che aveva lavorato nel legno, la signora Danila, se non mi ricordo, che ha detto ha lavorato nel legno, le polveri, le fibre, legno. Possono facilitare. E questo sì. Prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Sono Giancarlo da Silea. Giancarlo da Silea. E signori dottori. Volevo domandare, signori dottori, le mascherine che si vendono in farmacia, quelle con il filtro, servono per fermare i PMC, quelle polveri sottili, o sono inutili? Perché le polveri sottili, totalmente sottili, che credo che passeranno, o servono, perché è diverso una maschera che ferma queste polveri sottili, o altrimenti sarebbe obbligatorio, come che si fanno con le cinture di sicurezza per la macchina, come che si fanno per le catene da neve, in certi tratti che è pericoloso, rende obbligatoria l'uso della mascherina, ecco, perché serve per la salute nostra, ecco. Devo domandare se queste mascherine servono per fermare queste polveri sottili. Grazie, buongiorno. Grazie signor Gianfranco, scusi. Il problema è capire che tipo di polveri, perché c'è il particolato ultra sottile che non viene fermato in nessun caso, ce lo respiriamo, giusto? Assolutamente. Sarebbe una spesa, lei che c'è un direttore sanitario che deve aprire la borsa quando serve ma tenerla chiusa quando non serve. No, occorrerebbero delle maschere talmente performanti che si usano in situazioni estreme. Quando uno monta il LED che va sulla Luna, allora è lo scafandro. Esatto, siamo a quei livelli lì, per poter inibire il passaggio di queste polveri sottili o ultrasottili. C'è quindi PM2.5, particolato esatto. Quindi le strategie d'approccio devono essere completamente diverse, strategie ambientali, di
corretto uso dei mezzi, corretto uso anche di quello che la società di oggi ci mette a disposizione, non abusare dei mezzi, delle macchine, utilizzare quindi quelle economie nuove che si stanno affrontando, questa presa di coscienza anche per tutti noi, abitudini nuove anche ci aiutano a vivere meglio sotto questo aspetto. E poi ci sono anche tutte le macchine moderne, no? Con lo stop and go, che si fermano nel momento in Sì. cui la macchina sosta per più. Poi ho visto molta, personalmente, mobilità alternativa, molti Esatto. monopattini, non so se a Rovigo li avete cominciati a Sì, vedere, sì, sfrecciano. E a proposito di mascherine, visto che comunque mi fa piacere riallacciarmi, senta direttore, vediamo che tutti sono agitati e spaventati dal coronavirus, abbiamo visto che non ci sono più mascherine, ad esempio, non so, penso nelle città d'arte, non so, è una esagerazione, ecco perché... Direi di sì, fa parte di quegli aspetti che derivano anche così da un'interpretazione abbastanza esasperata di un problema. La mascherina difende chi ha la malattia e diciamo, difende chi può essere infettato perché trattiene i microrganismi eventualmente, non è che fa da filtro rispetto a quello che c'è nell'aria, perciò è un intervento abbastanza così, diciamo è più un aspetto visivo che un impatto reale sulla salute. E tra l'altro poi non servono neanche quelle mascherine, ci vorrebbero proprio quelle con il filtro particolare. Se prima parlavamo di ultraparticolati, figuriamoci. Qui stiamo parlando di virus a RNA che sono ancora più piccoli, quindi è una cosa, direi che anche questa vicenda va vissuta, a mio avviso, seguendo quelle che sono le indicazioni che a nostro avviso correttamente la Regione sta dando, avendo il Presidente della Regione direttamente in campo, si è messo in prima fila a cercare di dare una giusta dimensione al fenomeno e questa cosa va fatta. Allora avete capito, quindi è inutile andare a fare la corsa folle a quelle mascherine che non servono a nulla perché ci vogliono quelle chirurgiche fatte in un certo modo affinché poi tu non possa venire contagiato e poi la devi cambiare, poi insomma, spese inutili, inquinamento inutili. Pronto, buongiorno. Pronto? Prego, buongiorno signora. Buongiorno, senta, io parlo per mio marito. Prego. È stato ricoverato a luglio, gli hanno diagnosticato la bronchite asmatica. È andato una cura da fare. Mi sente? Sì, sì. Sa cosa signora? Deve abbassare il suo televisore perché altrimenti ci sente in ritorno, con ritorno. Ecco, l'ho abbassato. Grazie. Sì, che è stato ricoverato in ospedale, hanno diagnosticato la bronchite asmatica. Sì, che è stato dimesso ed hanno dato una cura di prendere Simicor, Spiriva, Aposingular, Lesobranzolo e Amunal. Qua a dicembre si è andato a controllo e l'hanno trovato bene e hanno un po' diminuito la dose. Ma adesso è un mese che è pieno di catarro e non è capace di tosse e non è capace il catarro si è fermo, insomma, ecco, è una tosse tremenda. Stanotte è una cosa pazzesca. È andato dal dottore di famiglia e ha detto che faccia i fumini col bicarbonato, per amor di dire. Non so, va bene o... Allora, buongiorno signora, buongiorno. Ha bisogno di parlare con la signora? No, più o meno i dati me li ha dati. I fumini ci vengono I fumini forse non sono molto utili, nel senso che anzi, se suo marito ha una bronchite asmatiforme, anzi è meglio evitare i fumenti, perché l'asmatico ha una caratteristica funzionale bronchiale che si chiama iperattività bronchiale, per cui alcuni fumenti o mucolitici potrebbero anche aumentare l'iperattività bronchiale. Quindi signora, niente cattino col fumo sopra? No, fa male, fa male. Normalmente quando il paziente asmatico già in trattamento comincia ad avere dei sintomi, la tosse può essere un sintomo di peggioramento, potrebbe essere un quadro di riacutizzazione della malattia di base, che può capitare. Normalmente le cause principali possono essere delle normali infezioni virali, da rinovirus, adenovirus. In questi casi, se non c'è febbre, si può utilizzare anche un po' di steroide per via orale, cioè in compresse, che può in poco tempo migliorare il quadro. Però, siccome l'asma è una malattia
importante, è sempre meglio comunque farsi vedere dallo pneumologo, che può fare ulteriori accertamenti per completare un pochino il quadro clinico. Però normalmente quando su una patologia già in trattamento compaiono ulteriori sintomi, probabilmente siamo in una fase di riacutizzazione, quindi è meglio aumentare o incrementare la terapia per questa patologia. Allora, signora, ha capito, magari senta lo specialista che ha in cura il marito, vada comunque dallo specialista, perché probabilmente, come dice il dottore... È molto probabile, perché il fatto che non riesca a ispettorare vuol dire che il bronco si è richiuso e quindi non riesce a ispettorare quelle secrezioni che tutti produciamo, e che a maggior ragione ci sono quando il paziente ha un'infezione delle vie aeree. E allora, signora, segua le indicazioni, che mi sembrano indicazioni buone e giuste, vista anche la patologia, insomma, seria del marito. Noi mi sembra che dobbiamo andare in pubblicità, assolutamente, 049 49 06 054, aspettiamo le vostre telefonate con i nostri esperti. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta 049 4906 054. Mi ha detto il collega che c'è una telefonata, la prendiamo molto volentieri. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signora. Parlo direttamente col medico allora. Eccolo qui, il mio collega, glielo inquadra, è lui, io mi eclisso. Ecco. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho ritirato questa mattina, dottore, una faccia. Sì. Toracica diretta. Certo. Questo quesito clinico, disponea per piccoli sforzi, anemia microcitica. Il risultato è stato questo, vorrei mi consigliare a chi mi devo rivolgere, perché non sono ancora andata neanche dal medico di base. L'esame è stato eseguito compatibilmente con la collaborazione della paziente. Nelle scansioni basali si rileva quadro di perfusione a mosaico associato a dilatazione del tronco comune all'arteria polmonare, che misura 47 mm di diametro, ipertensione polmonare, bronchiolite ostruttiva. Con la metodica non sono visibili altre alterazioni né segni di intestinoppatia, non so se leggo giusto. Giusto. Tiroide parzialmente intratoracica, soprattutto a destra. Per i principali rami bronchiali, non adenopatie ilomediastiche, è un nome che non lo pronuncia bene. Insomma, quindi questo è ernia dello hiatus osofageo molto voluminosa, non scansioni passanti per l'addome, si rilevano ciste epatiche e minchia accessoria. Signora, quanti anni ha? Quanti anni ha? 77. 77. Allora, dottore, ha bisogno di qualche informazione? No. Allora, signora, riagganci e ascolti quello che le dice il direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia dell'ULUS 5 Polesana, Gianluca Casoni. Intanto, signora, complimenti al radiologo, perché secondo me ha colpito gli elementi importanti e molto suggestivi. Il fatto che ci sia un oligomia mosaico e una dilatazione del tronco comune dell'arteria polmonare fa pensare a un quadro di ipertensione polmonare. Ora bisogna capire la causa, quindi la prima cosa da vedere è con il cardiologo. Cos'è l'ipertensione polmonare? È una patologia dei vasi del polmone, che può essere primitiva perché nasce proprio all'interno dei capillari del polmone, o può essere secondaria a patologie o respiratorie o di tipo reumatologico. In questo caso bisogna inquadrarla, quindi il cardiologo è il primo che definisce anche la gravità dell'ipertensione polmonare facendo un'ecocardiografia, quindi andrà a misurare proprio la pressione arteriosa polmonare. Dopodiché, siccome il radiologo parla anche di reperti di bronchiolite, sarebbe opportuno valutare anche se ci sono patologie di tipo reumatologico, in quanto spesso sono correlate sia con la bronchiolite ma anche con l'ipertensione. Quindi normalmente può essere sufficiente come iniziale esamistica fare un esame del sangue richiedendo marcatori reumatologici, l'ANA e l'ENA, che possono comunque aiutarci nell'inquadramento del quadro. La dispnea sicuramente è spiegabile col quadro TAC, però che direi che il primo iter è quello con il cardiologo.
Quindi si rechi dal cardiologo con questi esami e faccia degli esami del sangue, ripeta magari i marcatori reumatologici, ANA, ENA e ANCA. Allora, non è facile, avete preso uno bravo, mi sembra che avete veramente colto nel segno, direttore Contato. Abbiamo dovuto lottare per arrivare a Poi avete attraversato il Po, sì. Come sempre siete andati con la... Siamo andati a... no, Po o non Po, siamo andati in cerca di un'eccellenza. Ecco. E il dottore ha alcune peculiarità, non ne abbiamo parlato, ma penso sia uno dei più bravi broncoscopisti che siamo riusciti a portare in Veneto. È giovane. È giovane, ha delle ottime competenze e direi che per dare quell'abbinamento tra tecnologia e anche rapporto umano, direi che abbiamo fatto un'ottima scelta. Senta, la cosa che colpisce nelle telefonate che abbiamo ricevuto, sono tante, mi dispiace se non possiamo rispondere ad altre perché abbiamo veramente un tempo limitato, è l'importanza di avere anche una diagnostica per immagine fatta bene, corretta, in modo che loro subito possano interpretare le giuste diagnosi. Sì. Allora anche questo è un investimento importante in strutture e materiali, direttore. Sì, assolutamente sì. Su questo la nostra regione fa degli investimenti notevoli, tiene, diciamo, aggiornato il parco macchine, e sono macchine perché non si ugualizzino le ruote. Sì, come sì, si dice il solito. Parliamo di TAC, certo. Parliamo di risonanze magnetiche, parliamo di sistemi di videolaparoscopia, parliamo di acceleratori. Direi che la nostra regione e anche il Presidente è uno dei suoi livelli di maggiore attenzione, appunto, per fare della buona sanità, e ha perfettamente ragione, occorrono uomini e macchine. Macchine perfette consentono anche di far lavorare bene degli uomini che hanno a cuore la salute della popolazione. Direi che il connubio che stiamo cercando di portare avanti noi nella nostra realtà, un po' di periferia, Rovigo, è proprio questo, riuscire ad abbinare delle ottime opportunità tecnologiche con delle brave persone, dei bravi professionisti che riescano a far esprimere al meglio quello che hanno a disposizione. Avete capito quindi l'importanza di avere le persone giuste che sappiano leggere poi i risultati delle macchine e l'operatore corretto, il radiologo piuttosto che, perché altrimenti se hai l'esame che non va bene poi lo devi ripetere, sono sprechi sanitari non indifferenti. Le volevo porre un quesito perché il trade union di tutte le telefonate è sempre questo catarro, ma a prescindere dalla patologia il vaccino anticatarrale serve o no? Può servire, ovviamente ci sono delle categorie che possono avere più beneficio, però sicuramente l'importante nelle categorie a rischio è vaccinarsi per l'influenza, che è la prima cosa essenziale, e per i pazienti cronici, con patologie croniche, in particolare con la broncopneumopatia cronica ostruttiva, sarebbe opportuno fare anche l'antipneumococcica, perché sicuramente sono tutte vaccinazioni che possono limitare l'aggravamento una volta che uno ha il contatto col virus o il batterio. Quindi queste sono le indicazioni, la vaccinazione è fondamentalmente più importante nel periodo soprattutto invernale, quella per l'influenza. Assolutamente, assolutamente. Io chiedo al mio collega, abbiamo ancora tempo? Mi dirà di no? No, lo sapevo. Lo sapevo. Allora, io ringrazio tutti coloro che hanno telefonato, speriamo di avervi dato una risposta, chi ci ha guardato, chi magari proverà a chiamare dopo non potremo rispondere. Ringrazio davvero molto il direttore sanitario dello 5 Polesana, Edgardo Contato, per essere stato con noi, averci portato anche... Grazie a voi, grazie a voi. E ringrazio davvero molto Gianluca Casone, direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia dello 5 Polesana, per essere stato con noi. Grazie, grazie veramente. E come sempre ore 13 torna domani, arrivederci.